La Commissione europea e la BCE devono esprimersi e dare comunicazione sulla ricapitalizzazione di Veneto Banca. Intanto il sottosegretario Baretta invita anche il mondo imprenditoriale a mettere mano alla vicenda delle popolari, a partecipare alla ricapitalizzazione. Io qui non posso dare né un'indicazione né di fatto un sentiment. Io penso che questo riguardi effettivamente ogni singolo imprenditore che cosa decide di fare per quanto riguarda le banche. Certo che oggi c'è un percorso che va chiuso, dopodiché vedremo nel futuro che cosa succederà. Gli scenari sono che le banche probabilmente presenteranno dei piani industriali molto pesanti sul lato dei costi, speriamo che ripresentino anche di prospettiva sul lato dei ricavi. Nel frattempo non si può non pensare anche ai 6.000 lavoratori dell'Istituto Bancario di Montebelluna e nella prossima settimana è stata così indetta un'assemblea della CISL. Noi crediamo che si debba reinvestire sulle donne, sugli uomini e sul lavoro di queste banche che è stato distrutto non dai lavoratori ma dai manager sconsiderati che le hanno portate in questa situazione. Noi ci auguriamo che quanto prima si superi un momento effettivamente difficile, dopodiché insomma, il territorio trevigiano ha dimostrato ancora una volta, e Veneto in generale, di essere in grado di far fronte anche ad una perdita così grande e così importante.